Buongiorno a tutti ragazzi, oggi voglio fare un piatto non vegano, una melenzana ripiena con pasta, tipo una siciliana, però un po' più elaborata, diciamo. Ecco qui abbiamo fritto due melenzane, le abbiamo messe già in carta assorbente, abbiamo messo a bollire in acqua salata due melenzane di cui abbiamo svuotato il contenuto, quindi sono due melenzane molto grandi, quelle là tonde. Poi abbiamo della provola, quindi abbiamo le vaschette dove andranno una da qua e una da lì, e poi abbiamo questo sugo che ho fatto con soffritto, carota, sedano, cipolla, salsiccia sbriciolata e pomodorini. Come potete vedere è ben tirata. Poi andrò a bollire questa pasta qui per metterla nella melanzana insieme a tutto questo ben di Dio. Quindi sono due melenzane bollite in acqua salata, svuotate, poi ci sono quelle fritte, sono due melenzane diciamo così, normali, come stanno qui. Poi qui dentro, a parte diciamo la salsiccia, il soffritto e i pomodorini, potete usare anche quelli che stanno in barattolo comunque diciamo, ho messo la polpa che ho tolto dalle melenzane qui. Quindi ho fatto friggere tutto bene insieme e poi ho messo i pomodorini e poi è uscito così. Questo è il sugo, diciamo. Il sugo, mettete olio extravergine di oliva, mettete il misto, diciamo, il soffritto, poi mettete la salsiccia, fate bello rosolare, poi mettete, diciamo, quello che avete tolto da qui dentro e poi una volta che vedete che ha preso colore mettete i pomodorini, un bicchiere d'acqua e fate tirare fino a questo, diciamo, bello denso. E adesso continuiamo con la ricetta. Poi questo qua lo aggiungeremo dopo aver scolato la pasta che andremo a mettere qui dentro. Ecco qua ragazzi, ho scolato la pasta, ho messo già le melenzane nelle vaschette, io ho messo un po' d'olio sotto così friggono un pochino e aggiungerò tutto insieme, questo qui, le melenzane e la mozzarella, e metterò qui dentro e metterò nel forno per una ventina di minuti. Quindi procediamo. Quindi come ho detto, mettete le melenzane nella pasta già qua scolata e già messa nel pomodoro insieme alla scamozza, al fior di latte se volete, poi scegliete voi che cosa mettere dentro. Questa qua è scamozza comunque. E poi mettete qui dentro e mettete nel forno. Ecco ragazzi, sono pronte, li ho riempiti con tutto e adesso andremo a mettere nel forno melenzane ripiene. Ragazzi, il piatto è pronto, quindi la melenzana ripiena con la pasta, pomodorini, salsiccia, provola, cioè la solita mia bomba personale. Quindi la bomba è pronta. Quindi come sempre a termine del video, se permettete, aggi a mangiare. Ragazzi, questa qui sarà difficile da digerire perché la vedo molto pesante, però facciamo il sacrificio che dobbiamo fare. La dieta la facciamo domani, non vi preoccupate. Ciao ragazzi.